Verso le 9 di lunedì mattina sono state udite distintamente le sirene d'emergenza dello stabilimento Eni di Porto Marghera. Si è trattato del classico avvertimento a 6 suoni che indica un possibile problema all'impianto. Subito però i responsabili della raffineria hanno comunicato a istituzioni e forze di soccorso che si è trattato di un falso allarme. I controlli successivi non hanno riscontrato nulla di preoccupante o fuori norma nel funzionamento degli impianti stessi. Sono in corso indagini per capire le cause del malfunzionamento. Si stavano preparando per trasportare all'estero un Range Rover Sport rubata qualche mese fa, ma sono stati colti in flagrante dai carabinieri proprio mentre caricavano il SUV nei container che avrebbe materialmente dovuto effettuare il viaggio. Per 4 persone, domenica sera verso le 20 è scattata una denuncia per riciclaggio. Quel veicolo infatti era stato trafugato a novembre a Milano. Per cercare di eludere eventuali controlli, i malintenzionati di nazionalità rumena avevano montato sul veicolo in partenza da San Stino di Livenza targhe di nazionalità tedesca. Scippo violento sabato sera in via Montegrappa a Mestre, vittima una donna di 73 anni a cui un giovane in sella a una bicicletta ha strappato la borsetta. Lo strappo violento ha fatto cadere l'anziana che ora si trova ricoverata all'ospedale dell'Angelo in osservazione. La sorella, che in quel momento era con l'anziana, ha inseguito lo scippatore. Il malvivente a quel punto ha mollato la borsetta ed è scappato, indaga la polizia. Perde il controllo della sua utilitaria e finisce nel fossato adiacente cappottandosi. Paura lunedì mattina sulla Triestina Vecchia per le sorti di una 57enne, estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco e soccorsa dal 118. L'incidente si è verificato non lontano dal ristorante Daolindo tra Favaro Veneto e Tessera. Sul posto per i rilievi e per capire la dinamica dell'incidente, gli agenti del reparto motorizzato della Polizia Municipale.